Allora, dinamica di famiglia, quindi facciamo anche degli esempi all'interno di una famiglia, quali sono le cose che voi avete avuto modo di riscontrare che si manifestano, quindi vediamo chi ci ascolta possa capire se rientra nelle proprie dinamiche o di vicini, di conoscenti o qualcosa, e poi come si può dare una mano Certo. quando si assistono a queste situazioni, tante volte vicini di casa dove si sa che succedono certi fatti, dove ci sono anche magari bambini piccoli, insomma sono tanti gli eventi perché non necessariamente è la donna in primis Certo, da chiedere a me. che ha il coraggio, la forza di intervenire. Tante volte si auspica che dico, sentiranno queste urla continue, qualcuno che mi sta vicino, interverrà per me. No, Sì, allora vediamo un po' di raccontare. certo. Allora, beh, innanzitutto per le persone che si rendono conto che all'interno di una casa o di una famiglia sta succedendo un qualcosa che può essere tranquillamente definita violenza, per cui è riconoscibile per le urla, gli schiaffi o le mura che ridondano dopo le violenze, i vicini sicuramente intanto possono dire alla donna che hanno capito cosa sta succedendo ed eventualmente chiedere loro le informazioni. A noi è successo tante volte, per cui siamo state contattate dal vicino di casa piuttosto che dai familiari e un primo colloquio per aiutare queste persone a capire come poter aiutare loro, le donne, abbiamo dato la nostra disponibilità, ma proprio perché sappiamo che l'importante è che qualcuno si renda disponibile ad aiutare la donna a uscirne e a volte non è sempre la donna. Per cui queste persone possono diventare uno strumento importante per la Una donna per prendere segnalazione. la decisione, quindi avere le prime informazioni, a chi rivolgersi, andare dai carabinieri, in questura. Insomma, i passaggi da fare sono tanti e si possono fare. Mm? Quindi questa è un po' la situazione di chi sta Sì. vicino. Quali invece le dinamiche familiari? All'interno delle mura domestiche, le situazioni che abbiamo visto, che succedono molto spesso, possono riguardare varie fasce d'età. Questo è un altro problema. Problema, adesso le spiego in che modo. Per quanto riguarda le fasce d'età un po' più giovani, l'aiuto e la possibilità di ricostruirsi è diversa rispetto ad una persona, per esempio, anziana. Le persone anziane sono arrivate da noi delle persone anziane con delle difficoltà enormi in cui per tutta la vita hanno subito Mamma le mia, violenze, però hanno avuto un grandissimo coraggio all'età di 80, 83 anni, addirittura, anche 90. Mm? addirittura 90 Sì, anni. sì. E hanno chiesto un aiuto proprio perché non ne potevano più. Mm? E qui è stato fatto un grandissimo lavoro di rete proprio per aiutare le persone ad uscirne, pur avendo un'età così grande. Mm? E ci sono uscite? Sì, sì, le donne ce l'hanno fatta, in alcune situazioni abbiamo avuto i figli che hanno avuto adulti, in Vabbè, questo certo. caso, che hanno avuto un ruolo molto importante. In altre situazioni purtroppo erano i figli maschi ad essere la parte violenta, Nei per confronti cui delle dei genitori. mamme. Per cui, insomma, una grandissima complessità. Per cui in quei Infatti casi, sono anche questi casi che uno non ci va a pensare, sì, però si possono verificare anche questi effettivamente. sì. E ci sono anche fatti gravi che si sono manifestati. Sì, come diceva lei all'inizio, a volte i bambini crescono in situazioni in cui poi iniziano ad imitare quello che fa il padre e anche questo è un gravissimo problema perché i bambini ci sono, vedono, guardano, fanno finta di non sentire per paura di essere picchiati anche loro, però ci sono, per cui anche questo è un Ecco, un grandissimo bambino che problema. assiste a fatti di violenza, a reazioni violente, perché poi noi parliamo di violenza, immaginiamo la violenza fisica, in realtà secondo me violenza è anche la violenza verbale, Certo, reiterata, certo. ripetuta, l'aggressività, cioè a volte non dico che sia peggio,
però diventa deleteria e uccide la personalità Sì. dell'individuo, cioè lo va a deprimere. Lei poi immagino come psicoterapeuta conosca anche i meccanismi in cui c'è proprio questa regressione dell'ego, che viene meno Certo. la credibilità in se stessi, nelle proprie possibilità, nelle proprie capacità, ed è legata a un continuo a salire in un certo modo, in modo verbale, o dare epiteti di un certo genere, recriminare certe situazioni, lamentarsi di Certo. certe, quindi sono tantissime Forme. manifestazioni della Sì. violenza, secondo me, che non è la violenza fisica, è diciamo fisica, è l'escalation totale. Esatto. E questo però, quando c'è un giovane, un bambino, una persona che si sta formando come personalità, che assiste a queste situazioni in famiglia, che tipo di input può ricevere? Cioè diventare una persona che dice io odierò, non farò mai questo, oppure al contrario diventare che tendenza a diventare un bambino violento, un adulto violento? Sì, su come può diventare un bambino purtroppo non possiamo saperlo sin da subito, dipende anche dalle risorse che ci sono in quella famiglia e soprattutto se nel momento in cui la donna chiede un aiuto il bambino ha un suo spazio dove affrontare tutte queste cose, perché per il bambino, per quanto il papà sia cattivo con la mamma, rimane pur sempre il suo papà. E quindi Quindi c'è il c'è una fatto sempre che è un grandissima confusione per il sì. bambino e a volte i bambini dopo tanti anni iniziano ad imitare il padre, altre volte diventano dei bambini bravissimi per esempio a scuola, quindi all'esterno diventano bravissimi a scuola piuttosto che fanno tutto quello che viene detto, piuttosto che per non far vedere quello che succede realmente. Per proteggere quindi la propria sfera familiare. Esatto, e Di quindi cui... crescono più in fretta di quello che dovrebbe essere. Per cui ogni bambino poi ha la sua storia e dipende dal momento in cui la mamma e la donna chiede aiuto, dipende dalle risorse familiari, i nonni, e i parenti, insomma dipende da tantissimi fattori. Quindi l'importante è diciamo anche il contorno familiare, che ha un ruolo Certo, molto strategico a questo livello. certo. Altre dinamiche, altri esempi che possiamo fare per capire come si manifestano i comportamenti violenti nella coppia, nella Sì. famiglia. Sì, prima faceva l'esempio della violenza psicologica. Esatto, qui entriamo nel Mm. merito e spieghiamo bene cosa vuol dire violenza psicologica. Esatto, le donne che sono arrivate da noi, le faccio un esempio, abbiamo fatto durante il colloquio, un primo colloquio, la donna ha il telefono acceso e sul tavolo, terrorizzata per paura che il suo partner potesse sapere dove lei si trovava in quel momento, che stava chiedendo quindi un aiuto e nell'arco di 45 minuti, un'ora, ha ricevuto una trentina di telefonate. Addirittura. Sì. Mamma E mia, cioè provi a pensare, impressionante. ogni minuto quindi una telefonata, quindi Da provi a parte pensare... del compagno. Sì, per cui lei doveva perennemente tranquillizzarlo sul fatto che lei stava facendo delle commissioni e quindi una donna controllata in tutto e per tutto. Ecco, allora qua apro la parentesi e dopo andiamo a continuare. Il Certo. controllo, questo già si manifesta tante volte quando la coppia è insieme da poco, cioè può Sì. essere un sintomo. Certo, certamente. Le forme di controllo è possibile anche individuarle, quindi quando il partner insiste a vedere, a guardare, a controllare il telefono, quindi questo significa un'azione quotidiana. Se succede una volta, Certo. chiaramente non possiamo parlare di forme di controllo, ma di quello che sta succedendo nella coppia, per cui l'insistenza a controllare quello che fa o non fa la donna, e nel momento in cui lui inizia a impedirle di uscire con le sue amiche, piuttosto che di andare in palestra, piuttosto che di fare tutte quelle attività che prima di avere questa relazione la donna svolgeva serenamente, Quindi riduzione tranquillamente. della libertà individuale, insomma. Sì, e delle relazioni della donna, perché meno relazioni ha la donna, meno possibilità ci sono che possa uscire dalla situazione. Quindi non necessariamente le offese arrivano, ma arrivano anche dopo. Quindi le prime forme di controllo sono queste: controllo del telefono, controllo di dove la donna va, anche con i tempi.
Quindi se la donna deve andare in banca, lui sa che da tale ora a tale ora poi la banca chiude e non può fare più tardi di. Quindi un controllo anche preciso delle volte. Che magari la donna può interpretare come un'attenzione, no? Che non sia successo Sì, qualcosa. In realtà purtroppo sì. è un sintomo di controllo. Sì, di un qualcosa di diverso, quindi poi la donna inizia a perdere il lavoro perché ha sempre il partner che o si presenta sul posto di lavoro per controllare cosa fa o cosa non fa o con chi parla. Sono situazioni che sono arrivate da noi, quindi partner che vanno a parlare con i datori di lavoro, e per cui insomma la sua rete inizia a diventare sempre più scarna di Rosicchiata, esatto. rosicchiata di relazioni, la donna inizia a indebolirsi. mm? Quindi Perdere sicurezze, economicamente, insomma, eh sì, confronto. certo, economicamente nelle relazioni vengono allontanate dalle famiglie di origine, per cui abbiamo avuto tante situazioni in cui la donna arrivava e diceva sono anni che non parlo con la mia famiglia, non posso lavorare, non posso uscire con le amiche, non posso andare in palestra, devo andare a fare la spesa solo con lui. Mamma mia, ma questo è un sintomo anche di insicurezza da parte dell'uomo. Quindi dall'altro lato, cioè anche analizzando la personalità che diventa il carnefice, no? Sì. C'è la vittima, ovviamente il carnefice. Da un lato c'è anche chi dice che cioè la persona che diventa vittima dà il là all'altro di diventare sempre più carnefice, quindi anche un atteggiamento induttivo in questo senso. Può essere. Quindi cosa riscontrate? Sì, ecco, in questa spiegazione, molte persone danno questa spiegazione. Le persone quando non capiscono un qualcosa hanno bisogno di dare delle spiegazioni ed è normale che sia così. Quello che noi vediamo non è tanto il fatto, il carnefice e la vittima. Vediamo una donna che sceglie di avere una relazione d'amore con un uomo e Sceglierebbe. ci crede in questo. Poi le cose non vanno come lei voleva e che quando poi si accorge a volte è tardi o se non è tardi è molto difficile uscirne. Esatto, torniamo quindi al colloqui, ci abbiamo fatto un esempio di quella Sì, del telefono che continua a squillare, sì, quest'ansia di avere una persona che è lì che ne certo. attende. Prego. Sì, in questo tipo di situazioni è anche difficile poi fare il colloquio, Si nel immagina. senso che in effetti poi la donna già è molto confusa e spaventata, quindi provate a immaginare una situazione di pericolo, la nostra lucidità poi nell'affrontare la Assolutamente. situazione di pericolo, per cui questo è normale, quando la donna arriva lì è molto spaventata, disorientata, confusa, con un uomo che la chiama per 30 volte in un'ora. Anche il nostro lavoro ovviamente diventa molto più difficile, per cui cerchiamo di aiutarla a costruire un momento per lei in cui dice al compagno: guarda che da tale ora a tale ora non posso rispondere, devo tenere il telefono spento, ci inventiamo, devo fare la visita ginecologica per capirci, quindi di solito lì gli uomini non. Per cui ecco, insomma, riusciamo a costruire un momento in cui possiamo parlarci un po' più serenamente, a darle le informazioni che le servono. Perfetto. Queste informazioni di che genere sono? Quindi che tipo di aiuto viene dato? Allora, noi diamo tutte le informazioni che possono servire, per cui inizialmente diciamo quello che facciamo noi, quindi sostegno psicologico, sostegno legale e teniamo i contatti con tutta la rete che viene coinvolta per poterla aiutare. Per cui quando ci sono i minori, se la donna insomma, se la sente, dipende poi dalla situazione, coinvolgiamo i servizi sociali del comune che hanno la tutela, per cui è importante che siano coinvolti perché possono dare un aiuto concreto, il consultorio familiare, dove può essere eventualmente visto anche il partner della Certo. donna e ascoltato, sentire anche quello che ha da dire.
e poi coinvolgiamo la questura o i carabinieri, e con i quali abbiamo costruito negli anni anche dei rapporti per cui riusciamo ad avere una linea preferenziale, i quali si sono resi disponibili molto spesso a ricevere le donne, e se non se la sentono di fare una denuncia, di dare perlomeno delle informazioni importantissime e a segnalare quello che succede, perché è importante capire che quando la donna fa una denuncia non è certo per punire l'uomo. La denuncia è per proteggere se stessa e i propri figli. Certo. Ecco, una cosa importante che tante volte viene trascurato, il fatto di avere, magari di andare al pronto soccorso, di avere delle prove può essere significativo, perché poi quando parliamo di denunce ai carabinieri, cioè, se mancano tutti questi presupposti, o non lo si è fatto, o si è andate, o ci si è magari queste signore sono automedicate, adesso non lo so, possono avere un ricorso. È un problema poi per... Assolutamente sì, sì, è un grandissimo problema, perché le donne per paura spesso non si rivolgono neanche al pronto soccorso, dove possono refertare quello che è successo, quindi gli ematomi, ecchimosi, ferite. E purtroppo questa è un'altra grandissima difficoltà che abbiamo, proprio perché spesso in queste situazioni quello che succede all'interno delle mura domestiche, e come dicevamo all'inizio, la donna ci chiede di crederle, ma proprio perché non ha nulla per dimostrarlo. Sì, Al pronto soccorso, però questa è un'informazione che può essere importante per le donne che hanno bisogno d'aiuto, c'è una corsia preferenziale per le donne che subiscono violenza. Una corsia preferenziale addirittura. Quindi un altro lavoro enorme è stato fatto con l'USL, diceva. Esatto, con il pronto soccorso, per cui c'è una corsia preferenziale quando la donna arriva e viene riconosciuto una situazione di violenza, viene accolta in modo diverso, quindi non deve stare in sala d'attesa per 10 ore. Questo è importantissimo. Sì, infatti, anche perché poi magari può essere imbarazzante tra le altre cose, per cui un po' di delicatezza nella situazione è necessario. Sono coinvolti anche i figli a volte in queste manifestazioni di violenza. Sì. E altra cosa, può essere che in avanti, cioè magari sono manifestazioni che tante persone so che hanno denunciato con la nascita del primo bambino che è cambiato il rapporto di coppia, ci sono dinamiche che vanno a modificarsi eccetera, e là incomincia l'escalation di certi fatti. Poi possono mettere anche in discussione la sicurezza dei figli. Sì, certamente. Sì, è vero, ci sono molte situazioni in cui le donne raccontano che le violenze fisiche sono iniziate alla nascita con la prima gravidanza, e iniziano già durante la gravidanza. Noi sappiamo bene che quando una donna è in gravidanza è molto più fragile, per cui non può lavorare, fisicamente è in una condizione di bisogno, di sostegno, chiede un sostegno, un aiuto al partner o a chi le sta vicino, per cui diventa quello il momento in cui la donna è più esposta alla violenza. Per cui sì, in effetti è vero, cioè succede molto spesso. Poi potrebbe mettere in discussione la sicurezza dei figli un domani. Certo, poi chiaramente, come dicevamo anche prima, i bambini sono in casa quando succedono le violenze. Purtroppo abbiamo avuto moltissime situazioni in cui i bambini sono stati coinvolti. Addirittura? Sì, le donne hanno paura che le portino via i figli, per cui spesso non raccontano anche le violenze sui figli, hanno tante paure. Sì, però ci sono queste violenze, non sempre. Quindi sì, non è un dato di fatto, però potrebbero esserci. Però a volte sì. Assolutamente. Torniamo su questi temi, parliamo anche dello stalking, delle modalità con cui questo si realizza. Questa è un'altra delle dinamiche, quando parlavamo prima delle telefonate per esempio, o di situazioni in cui ci sono donne che riescono a lasciare poi il compagno, marito, quel che è violento, però poi si sentono perseguitate. Anche queste sono violenze. Tra poco, dopo la pubblicità.